La Lega ricuce lo strappo sul piano oncologico, non passa la linea Cisinta, si va avanti come previsto, ha rimarcato il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga al vertice di maggioranza. Quella sul piano oncologico è una discussione che non esiste, è stato votato da tutto il centrodestra, più parte del PD, così l'assessore alla salute Riccardi che aveva minacciato le dimissioni. L'attacco del centro-sinistra sulla sicurezza da Piazza Garibaldi, il centrodestra cade sul suo cavallo di battaglia, violenze, risse e pestaggi continui sono inaccettabili per Trieste. Asili di Roiano e San Giovanni, l'apertura di 2 comprensori con ricorso a educatori privati torna al centro dello scontro politico nella commissione comunale competente. Il fiuto d'oro del pastore belga Conan, 108 sequestri grazie a lui in 180 giorni di lavoro, droga scoperta per circa 1 chilo nelle operazioni condotte con la polizia locale. Beatrice Venezzi sul podio del Teatro Verdi di Trieste per la prima dell'opera Moganni, fra curiosità e possibili contestazioni per il caso Fenice. Preso il forte centrale francese Lucas Hubert, la pallamano Trieste torna a sognare in grande con un innesto che riporta la formazione di Carpanese tra quelli in grado di insidiare le big in campionato e in Coppa Italia. Buonasera e ben trovati a un nuovo appuntamento con il notiziario di Tele4. Avete sentito i titoli, ma vi diamo subito il sondaggio che lanciamo questa sera a Ring, che parla di cabinovia, realizzare solo il tratto orizzontale in Porto Vecchio. Questo è il sondaggio con chiamata gratuita. Per dire sì 0422 16 26 691, per dire no 0422 16 26 690. Dicevamo dai titoli il vertice di maggioranza al Palazzo della Regione a Trieste sul caso del piano oncologico innescato dall'europarlamentare della Lega Cisinte, per cui lo stesso assessore regionale alla salute Riccardi aveva minacciato le dimissioni. Nell'incontro il segretario della Lega regionale Marco Dreosto ha disinnescato queste polemiche. La linea dell'ex sindaco di Monfalcone dunque non passa. Si è concluso dopo quasi 3 ore di incontro il tavolo tra il presidente Fedriga e i segretari dei partiti di maggioranza, Sandra Savino per Forza Italia, Marco Dreosto per la Lega e Walter Rizzetto per Fratelli d'Italia, video collegato oggi in questa riunione. Al centro il piano oncologico regionale che nelle ultime settimane, negli ultimi giorni in particolare, aveva suscitato diverse polemiche proprio interne alla maggioranza, con l'assessore Riccardi che aveva anche addirittura paventato un suo passo indietro con le dimissioni. Tutto rientrato secondo i partecipanti che hanno parlato ai nostri microfoni all'uscita di questo incontro, un piano che non verrà ridimensionato, si va avanti su quello che è il lavoro che è stato fatto dall'assessore Riccardi e dagli uffici dell'assessorato alla salute, un piano oncologico che per quanto riguarda gli aspetti tecnici che erano al centro della richiesta dell'onorevole Cisinte su approfondimenti qualora dovessero servire per migliorare lo stesso piano, saranno presi in considerazione dagli stessi tecnici. Si sono chiariti alcuni punti che forse non si erano compresi bene fino in fondo, perché come penso sia utile ricordare, ognuno deve fare il suo mestiere. Allora, rispetto alle richieste che erano state fatte su questo famoso documento presentato dall'onorevole Cisinte, dal segretario Dreosto, all'interno di questo documento c'era la necessità, secondo appunto i 2 presentatori, di costituire un tavolo per riuscire a modificare, migliorare, valutare, ma non ce n'è alcun bisogno perché questo tavolo è già contenuto all'interno del piano della riforma della rete oncologica, quindi è stato fatto un lavoro del tutto inutile, quindi la prosecuzione è assicurata del piano come è stato votato dalla maggioranza e anche grazie ad un lavoro utile che ha fatto la minoranza. Perciò c'è stato questo tipo di chiarimento. Nessuno ha messo in discussione assessori della Giunta. Io ritengo che questa maggioranza sia sempre coesa. La Regione ha una delibera di Giunta che già prevede
che un tavolo tecnico fatto da chirurghi oncologi verifichi il piano ed eventualmente apponga dei correttivi. Penso che questo sia quello che verrà fatto, si è insediato il nuovo responsabile della RO, quindi per noi è estremamente positivo, quindi non esistono temi che mettono in discussione il piano oncologico in quanto tale. È chiaro che se il tavolo tecnico verificherà che ci sono dei correttivi, dei miglioramenti da fare, lo farà, perché, come ho sempre detto, non è una questione politica ma una questione prettamente tecnica. Arriva anche la nota del segretario regionale del partito Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto. Ritengo fuori da ogni dubbio si debba andare avanti con l'azione complessiva di governo della regione, portata avanti da una giunta capace, da un presidente che ascoltano quotidianamente i territori. Sul tema della sanità è auspicabile e virtuoso il coinvolgimento che l'assessore Riccardi e la maggioranza dovranno continuare a garantire. Eventuali fughe in avanti, mi riferisco a quanto letto stamane ad esempio sull'ospedale di Latisana, appaiono posizioni più personali che di partito. In questi mesi ho sentito e visto più volte il sindaco Sette intervenire sul tema e posso confermare la sua totale dedizione da ottimo primo cittadino quale è. È chiaro inoltre che l'auspicato tavolo tecnico proposto in queste ore è già ampiamente previsto nel documento iniziale, forse non si è colto questo passaggio. Dopo i passi avanti ottenuti grazie al confronto e all'ascolto da parte di FDI è necessario proseguire con un'azione legislativa capace di favorire famiglie e giovani, lavoro impresa, ambiente ed energia in un'ottica moderna, senza concentrarsi oggi su calcoli legati a chi sarà il prossimo presidente della regione, un tema che è quasi diventato un'ossessione ma che resta ancora lontano. Così Walter Rizzetto, segretario regionale di Fratelli d'Italia. Si smorzano dunque i toni attorno alle polemiche del centrodestra sul piano oncologico regionale. L'assessore Riccardi ricorda che tutta la maggioranza ha votato a favore, l'onorevole Anna Maria Cisint ne fa invece una questione di migliorie tecniche da poter raggiungere al piano. Quella delibera dice con chiarezza c'è un tavolo che valuterà anche eventuali aggiustamenti, l'aveva detto la Regione, non io. Questa vicenda attorno alla quale sia una vicenda che guarda me, cioè io sto cercando di portare avanti con fatica alcune cose delle quali sono convinto, sulle quali sto lavorando da tempo, ma che sono il frutto di atti, di voti dell'intera maggioranza e anche di un pezzo dell'opposizione. Toni politici ridimensionati attorno alla polemica interna al centrodestra sul piano oncologico regionale. Le perplessità nate in seno alla Lega e l'onorevole Anna Maria Cisint, incaricata dal suo partito di seguire la questione, e la paventata lettera di dimissioni pronta nel cassetto dell'assessore alla salute Riccardo Riccardi qualora il polverone dovesse diventare bufera, vede oggi un clima diverso e più sereno. Cisint pone in primo piano questioni meramente tecniche. Riccardi rimarca come il piano fosse stato votato da tutto il centrodestra e una piccola parte del centrosinistra e che se qualcuno nel tempo avesse cambiato idea sarebbe pronto a discuterne. Quel tavolo, se potrà valutare come migliorativo una o l'altra cosa, secondo me lo dovrà dire. In quel caso penso che ognuno di noi, no, perché se una roba è fatta bene ma c'è una cosa che ti può dare un valore aggiunto, è utile per tutti che quel valore aggiunto ci sia. Noi stiamo discutendo di una vicenda che ha ottenuto nei passaggi che doveva scontare dei pareri e dei voti. Io sto semplicemente doverosamente sto facendo questo. Se qualcuno ha cambiato idea, discutiamo delle ragioni perché si è cambiato idea. Se ci limitiamo alla riunione che è andata molto bene, al comunicato che è andato molto bene, nessuno ha avuto niente da obiettare, anzi penso io. Poi io non credo che però si possa ridurre la discussione di qualche pezzo spicciolo che gioca come se fossimo in uno scacchiere a spostare un intervento chirurgico da una parte rispetto all'altra, perché quello è il suo ospedale e difende il medico che lavora lì, perché questa è una discussione sinceramente alla quale io non sono interessato. L'opposizione in Consiglio Comunale all'attacco sul tema sicurezza a Trieste. Credo i cittadini, non perché lo dice il Partito Democratico, ma tutta l'opposizione, ormai si sentono sempre più insicuri. Piazza Garibaldi, diventata un simbolo per i costanti episodi di violenza che la caratterizzano, è stata scelta dalle opposizioni come luogo di ritrovo per fare il punto sulla questione sicurezza a Trieste, dagli accoltellamenti allo spaccio di droga e poi il tema della violenza giovanile e delle rapine messe a segno dai Maranza in pieno centro città. La settimana scorsa in Consiglio Comunale è stata presentata una mozione urgente, primo firmatario il Dem Luca Salvati, ma condivisa da tutti i partiti di opposizione.
Poi si chiede il ripristino della figura del poliziotto di quartiere, che la stessa questura in una sua dichiarazione nel 2013 diceva essere stata largamente apprezzata, dove si chiede al sindaco che siede al comitato di ordine pubblico e di sicurezza di chiedere per Trieste delle unità in più e soprattutto di attivare, perché la sicurezza non è solo repressione, ma di attivare tutti quegli strumenti utili come l'educativa di strada, coinvolgere enti, associazioni, parrocchie per creare quella rete che oggi non c'è. E il fatto che il Consiglio Comunale non affronterà questa mozione, perché a questa mozione è stata negata l'urgenza, ha del comico. Ecco, a questo siamo ridotti, con una maggioranza che non sa affrontare il tema che era il tema principale della loro campagna elettorale. La sicurezza la porteremo noi quando voi avrete votato correttamente alle prossime elezioni. Stando alla rivelazione informatica della piattaforma Numbeo Trieste, Trieste è prima per qualità della vita fra le grandi città italiane. Trieste in testa alle grandi città italiane per qualità della vita. A certificarlo questa volta è Numbeo, sito ideato da un ex ingegnere di Google che si basa su una serie di indici collegati al potere d'acquisto locale, costi di case e affitti in relazione al reddito, tasso di sicurezza, livello di assistenza sanitaria, inquinamento, clima e tempo medio di percorrenza del tragitto casa-lavoro. La città della Bora complessivamente ha ottenuto un indice di qualità della vita molto alto, facendo la media di tutti questi fattori e mettendo in fila nella speciale classifica alimentata dagli stessi utenti web Genova e Firenze. L'equilibrio fra spesa e servizi offerti dalle due città portuali in testa alla classifica, insieme a un buon indice del clima, rappresenta uno dei dati chiave anche per Trieste. Ma sai, quando parlo con la gente che viene a Trieste, tutti impazziscono per la nostra città e questo è già un dato. E dopo naturalmente quando vedi queste classifiche, insomma, fanno piacere. Sono in Austria in questo momento e tu non hai idea come viene classificata Trieste da tutti. Mi dicono delle cose meravigliose, sono qua sto sciando, insomma, sai, quelle cose bellissime. Gli asili di Roiano e di San Giovanni, l'apertura di due comprensori con ricorso a educatori privati torna quindi al centro dello scontro politico fra il Partito Democratico e la Giunta di Piazza. Lavoro povero, stipendi mensili da circa 1.200 euro per 10 mesi all'anno. Va da sé che la Giunta di Piazza sta abdicando alla sua funzione di erogatore dei servizi pubblici con personale comunale. Così si legge nel comunicato stampa del PD, firmato dai consiglieri comunali Pucci, Repini e Salvati, sull'apertura degli asili di Roiano e San Giovanni con servizio dato in appalto a educatori privati. Il Comune in questo modo, prosegue la nota vergata dopo la commissione odierna, sta smantellando di fatto il servizio educativo pubblico triestino, un'eccellenza con una tradizione ultracentenaria. Gli esponenti Dem hanno poi rimarcato come siano favorevoli all'apertura delle strutture, ma contrari alla gestione in appalto in cui vengono utilizzati gli educatori privati a svantaggio di quelli comunali già formati e che aspettano la stabilizzazione da anni. A stretto giro la replica dell'assessore comunale all'educazione Maurizio De Blasio. Allora, intanto in quel comunicato ci sono delle evidenti inesattezze che io mi auguro siano state chiarite nelle illustrazioni di questa mattina in quinta commissione. E per quanto riguarda il resto, noi è da tempo e in tutte le sedi che diciamo che non abbiamo alcuna intenzione di privatizzare il nostro sistema educativo, semplicemente siamo alle prese con un significativo ampliamento e come tanti altri comuni capoluoghi e non alle prese con la stessa questione siamo chiamati a valutare altre modalità di gestione. Lo facciamo con grande responsabilità, con il massimo rispetto e con un unico obiettivo, quello di dare un servizio alle famiglie che ormai da tanto tempo stanno aspettando. Ha senso basarsi anche su uno studio datato 2021 per procedere con i bandi regionali per la cultura? Se lo chiede il Patto per l'Autonomia, che pone l'accento sulla mancata attuazione di uno specifico osservatorio. L'Osservatorio Cultura, previsto da una legge regionale del 2014, di fatto non ha mai visto la luce. Nel 2019 parte dei suoi compiti era stata affidata allo studio Guerzoni. Concretizzatosi nel 2021, il risultato finale, secondo Giulia Marsolino, consigliera regionale del Patto per l'Autonomia, è viziato proprio dal periodo in cui è stato realizzato. Eravamo in piena emergenza pandemica, c'erano enormi restrizioni, appunto non c'erano le visite guidate, c'era l'obbligo di Green Pass, l'obbligo di prenotazione, non c'erano le visite scolastiche
scolastiche. Marsolino porta un esempio concreto. Emerge anche il dato che i visitatori di Miramare, l'immaginario scientifico, sarebbero prevalentemente tra i 35 e i 50 anni, ma è chiaro perché non c'erano le visite scolastiche. È pertanto incomprensibile, sottolinea ancora Marsolino, come si possa guardare a quel testo per prendere decisioni importanti in merito a finanziamenti e contributi. All'inizio di questa settimana sono stati aperti i bandi annuali sulla cultura e ci chiediamo come si possa continuare a basare dei finanziamenti senza avere dei dati attendibili, continuativi, coerenti e calati, diciamo, nella realtà del territorio. All'Atere Marsolino ha citato anche il caso dei finanziamenti extrabando, 7 milioni di euro in 2 anni, andati a Diz Academy, laddove Eleonora Sartori, consigliere comunale di Gorizia e componente direttivo del Patto per l'Autonomia, ha sottolineato il caso della Galleria Bombi di Gorizia, che secondo Sartori è un asse di viabilità, prima ancora dell'Art Gallery in cui è stata trasformata. Di chi è l'opera nel momento in cui viene fruita? Dal momento che viene fruita con una finalità diversa. I dubbi di Sartori si estendono anche all'eventuale effetto economico della nuova funzione della galleria. Quello che viene detto rispetto all'immagine o ai flussi andrebbe eventualmente misurato con dati certi. In questo momento di certo c'è solo che ci sono 120.000 persone dal 17 dicembre a oggi che però non hanno pagato nemmeno €1 di biglietto. Si è concluso l'intervento di recupero di 2 sciatori bloccati in un avvallamento a lato della pista a Sella Nevea. Si tratta di 2 ventenni di Trieste, i quali non riuscivano più a risalire a causa della troppa neve e della rigidezza del pendio. 7 soccorritori, una squadra mista fra membri della stazione di Cave del Predile e della Guardia di Finanza di Tervisio, si sono portati in quota con gli impianti e poi sono scesi lungo la pista per raggiungere la posizione dei 2 sciatori. Dal bordo dell'avvallamento, profondo 5 metri, hanno aiutato i ragazzi con delle corde a riguadagnare l'uscita e quindi poi scendere con loro a valle, quindi fortunatamente tutto si è concluso per il meglio senza feriti. Presentato il bilancio dell'attività dell'unità cinofila della polizia locale di Trieste durante le operazioni antidroga in cui è stato coinvolto il cane Conan, nel 65% dei casi il suo fiuto ha permesso il sequestro della droga. Un fiuto d'oro, quello del pastore belga Malinois della polizia locale. In quasi tutte le operazioni antidroga che l'hanno visto protagonista, il corpo municipale ha portato a termine il sequestro, facendo emergere diffusi fenomeni di spaccio. Dal mese di maggio 2025 è stata istituita l'unità cinofila della polizia locale. Analizzando l'attività dei primi 7 mesi, su 180 giorni in cui il cane Conan, 9 anni, ha operato, sono stati effettuati 108 sequestri. Considerando il numero complessivo delle operazioni antidroga, 126, nell'85% dei casi il fiuto del pastore belga è risultato fondamentale. Nei 180 giorni operativi di Conan si è registrata una media di 2 sequestri ogni 3 giorni. In altre parole, nel 65% dei casi è stato possibile rinvenire la droga. Le operazioni della polizia locale hanno portato a 46 denunce per spaccio, 1 ogni 4, facendo riferimento al contributo di Conan, e 81 violazioni per detenzione a uso personale, 1 ogni 2 giorni. Grazie al fiuto del pastore belga, circa 1 chilo di droga è stato tolto dalle strade. Conan era già stato impiegato in precedenza anche dalle questure di Pordenone e Treviso e a Trieste l'unità cinofila viene coinvolta nelle operazioni interforze coordinate dalla questura giuliana. Proprio pochi giorni fa, durante mirati controlli fuori dalle scuole e nelle piazze triestine, Conan aveva fatto valere ancora una volta il proprio fiuto, consentendo il rintraccio di hashish nascosto in piazza Goldoni. Dunque dovremmo essere pronti a collegarci con Umberto Bosazzi che si trova al Teatro Verdi, l'opera Mahagonni, la prima con direzione di Beatrice Venezzi, direttrice d'orchestra. Umberto è lì anche per capire un attimo la situazione al di là dell'opera in sé, ovviamente prima al Verdi, ma insomma anche se ci sono state le contestazioni che ci si poteva aspettare per il caso La Fenice. Umberto, raccontaci che clima, che aria si respira lì al Teatro Verdi. Sì, buonasera Gianluca, buonasera ai nostri telespettatori. Siamo nel foyer del Teatro Verdi dove fra pochi minuti andrà in scena Ascesa e caduta della città di Mahagonni di Brecht e Weill. La curiosità intorno a quest'opera che arriva a Trieste per la prima volta, si tratta di una prima assoluta per la nostra città, di questo componimento scritto negli anni 30 del secolo scorso, è inutile nascondersi, sta tutto nella presenza sul podio di Beatrice Venezzi. Beatrice Venezzi non dirige per la prima volta l'orchestra del Verdi, però dopo il caso La Fenice, dopo la contestazione da parte degli orchestrali appunto del Teatro di Venezia,
c'è una certa attesa. Devo dire la verità che almeno per quanto abbiamo potuto comprendere noi fuori dal teatro e anche adesso dentro nel foyer, contestazioni non dovrebbero esserci. Non abbiamo visto nessuno indossare la spilletta che metteva in evidenza le contestazioni al direttore d'orchestra, anche perché ci sarebbe, questo me l'hanno detto un po' fuori dai denti, ci sarebbe una precisa disposizione da parte del teatro di non lasciare entrare nessuno con la spilletta appuntata. Vero è anche che non è per niente difficile nasconderla e dopo metterla fuori. Per cui al momento, ripeto, non vedo alcun segnale di contestazioni. Ove ve ne fossero, logicamente magari ve lo faremmo sapere collegandoci con Ferdinando Abarino durante Ring, e comunque domani nell'edizione del nostro telegiornale vi daremo conto di come è andata la serata. Rubo solo un paio di secondi per raccontare un po' la trama dell'opera, che è la storia, appunto, come spesso succede in Brecht e Weil, una storia di ingordigia, una storia di soldi, una storia di denaro, alla base del quale c'è l'ascesa, appunto, e la conseguente caduta di una città che nasce dal nulla, ma nasce soltanto dalla volontà di investire del denaro, non si sa come guadagnato. Io vi restituirei la linea e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a te Umberto, grazie a Umberto Bosazzi per il collegamento e l'aggiornamento, e parliamo ancora di Ring prima della pubblicità. Vi dico gli ospiti, poi di nuovo il sondaggio. Ring con Ferdinando Avarino questa sera alle 21:10, Angelo Lippi, Il Mondo al Contrario, Alessandra Richetti, Movimento 5 Stelle, Rosanna Pucci, Partito Democratico, Massimo Codarini, Fratelli d'Italia, Stefano Bernobic della Lega. Questo per quanto concerne il dibattito politico. Alle 22:30 la questione Innoway con i sindacalisti Antonio Rodà, Giacomo Viola, Wilmer, Roberto Pizzin-Fin, Andrea Della Pietra, FIOM, e ovviamente il nostro sondaggio sulla cabinovia. Realizzare solo il tratto orizzontale in Porto Vecchio? Potete dire sì oppure no, semplicemente chiamando i numeri che vedete in evidenza, del 0422 16 26 691 per dire sì, 0422 16 26 690 per dire invece no. Noi ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, ma torniamo fra poco con altri servizi. State con noi. Dopo l'incontro di ieri al Lince, anche dal Comune di Trieste arriva l'appoggio per il progetto di ricostruzione della città portuale di Mariupol in Ucraina. Scambio di doni fra amministrazioni comunali in salotto azzurro. Dopo la visita di ieri alla sede del Lince a Trieste del sindaco della città ucraina di Mariupol, Vadim Bolchenko, oggi anche il comune ha rinnovato il proprio appoggio al progetto per la ricostruzione della città pesantemente bombardata dalla Federazione Russa. 12.500 morti, 200.000 profughi, il 50% degli edifici distrutti e danni per 14 miliardi di euro. Il progetto pilota, per il quale il sindaco della città portuale ucraina mira ad avere aiuti economici dagli altri paesi europei, punta a garantire alle tante famiglie sfollate una nuova abitazione, quantomeno provvisoria, ma il fine ultimo è allargare questo modello anche alle altre città colpite dalla guerra. Ince da sempre è attaccato, ha da sempre assunto una posizione molto chiara nella condanna dell'invasione sovietica e quindi della condanna della lesione del diritto internazionale, quindi ad uno Stato sovrano qual è l'Ucraina. Sta al fianco dell'Ucraina, la sosteniamo con i nostri progetti, nei limiti delle nostre forze, e devo dire che da questo punto di vista devo ringraziare tutti i paesi che compongono l'Ince, che sono 17, che hanno dato il loro appoggio incondizionato a tutte le iniziative di sostegno concreto. Sicuramente da sempre l'Italia è a fianco dell'Ucraina, lo dimostrano le politiche messe in campo sia dal Premier Meloni che dal nostro Vice Premier, il Ministro degli Esteri italiani. Quindi è chiaro che il supporto c'è sempre stato. Mi ha fatto piacere incontrare il sindaco, soprattutto per il fatto che dimostra la volontà proprio di andare avanti, di non fermarsi, di non arrendersi a quelle che sono le evidenze, no? della condizione della sua città, ma che ha una prospettiva futura.
città di Trieste è stata vicina al popolo ucraino fin dalle prime fasi della guerra, con slancio e solidarietà, e ancor più siamo e saremo accanto al popolo ucraino nelle fasi della ricostruzione per accelerare quel processo di normalizzazione che il popolo ucraino si merita nella sua battaglia per la libertà. La Fondazione Associativa Goffredo de Banfield ha presentato le attività per il 2026 di Casa Viola. Da sempre punto di riferimento per i caregiver di persone con demenza, decadimento cognitivo e malattia di Alzheimer, Casa Viola, la struttura istituita nel 2016 dalla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield, avvia nel 2026, proprio nell'anno del decennale, una nuova fase del proprio percorso, segnando un'evoluzione significativa nei paradigmi di intervento. Accanto alla storica attività di supporto alle famiglie e ai caregiver, Casa Viola amplia in modo strutturato il proprio raggio d'azione, aprendosi direttamente alle persone con decadimento cognitivo, demenza, Alzheimer e per la prima volta l'intera popolazione over, con un rafforzamento dei programmi di prevenzione e invecchiamento attivo. E questi 10 anni li festeggiamo con un'apertura e con dei servizi innovativi che si rivolgono al nostro consueto target, e quindi sempre tante iniziative di sostegno ai caregiver, alle persone con demenza, ma un'apertura alla comunità. Quello che vogliamo promuovere è una longevità cognitiva e quindi una serie di esercizi in una vera e propria palestra della memoria, che in un'ottica di prevenzione servano ad allenare la mente per avere un buon invecchiamento e conservare la propria mente flessibile e agile. In questo quadro, nel corso dei prossimi anni, saranno proposti cicli di potenziamento cognitivo e invecchiamento attivo basati su protocolli standardizzati e di comprovata efficacia, andando a creare una palestra cognitiva unica in Friuli Venezia Giulia. A completamento di questo impegno, Casa Viola offrirà anche sessioni di valutazioni cognitive gratuite aperte a tutte le persone interessate. Inoltre, le attività di benessere, fino ad oggi riservate ai caregiver, verranno estese anche agli over 60 del territorio. Tutti questi percorsi e le novità in arrivo sono stati resi possibili grazie al fondamentale sostegno della Fondazione Berta e Alfredo Giovanni Dorni e della Fondazione CR Trieste. Lo spirito di questa iniziativa rientra nelle strategie della Fondazione CR Trieste dal punto di vista del sostegno ai fragili e ai vulnerabili. C'è una linea di finanziamento ormai da molti anni che supera diverse centinaia di migliaia di euro, che punta tra l'altro anche a sostenere Casa Viola tra le diverse iniziative meritevoli. Ripartirà con un nuovo innesto la stagione della pallamano Trieste il 7 febbraio prossimo. Si tratta del terzino centrale francese Lucas Hubert. Vediamo. Ciao a tutti, io sono Luca Hubert, arrivo a Trieste e spero che insieme vivremo grandi momenti. Forza Trieste! Si presenta così Luca Hubert, il nuovo acquisto della pallamano Trieste, innesto decisivo per colmare il vuoto lasciato nel ruolo di centrale da Puyol dopo l'infortunio, e in grado, oltre che di guidare la squadra da playmaker pallamanistico, di giocare anche da terzino sinistro. 27enne di 1,88 m, arriva dal Gran Besançon Handball, con la cui casacca ha disputato le ultime 4 stagioni nella Pro League Transalpina, la seconda divisione nazionale. Il giocatore si legherà a Trieste non solo per la seconda parte di stagione, ma anche per la prossima annata. Sarà a disposizione di coach Carpanese già per la gara di Cologne del prossimo 7 febbraio. Accogliamo un atleta di valore, ha commentato il coach, un giocatore che può coprire molti ruoli e che possiede le caratteristiche che cercavamo da tempo. Dopo una carriera fra i maggiori campionati d'Oltralpe, proprio nella sua ultima squadra in Borgogna, dove ha militato negli ultimi 3 anni e mezzo, ha toccato il picco 3 anni fa con 170 gol complessivi in 30 match. L'arrivo di Hubert rappresenta la nostra volontà di non lasciare nulla di intentato in questa stagione, ha spiegato il presidente Lanza. Evidente come con in squadra nuovamente un centrale di rango si possa sognare di insidiare le big sia in campionato che in Coppa Italia. È tutto dal notiziario di Tele4, grazie per averci seguito e buon proseguimento con la vostra serata.